Seconda giornata del girone di ritorno per il campionato d'eccellenza calabrese. Al comunale di Ardore va in scena un match a forti tinte reggine. La Reggio Ravagnese infatti fa visita al San Luca per uno di quei match crocevia della seconda parte di stagione. Dopo il netto 4-1 rifilato al Cittanova, i ragazzi di Mister Misiti puntano al bottino grosso anche in trasferta, padroni di casa che occupano il penultimo posto della graduatoria con soli 6 punti conquistati fino ad ora. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Ciorba di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Vommaru di Paola e Antonio D'Agostino di Catanzaro. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Mirko Giacopello passiamo a raccontarvi il film di questa sfida dopo nemmeno 30 secondi. Spazzata di Foti che pesca in profondità, la velocità di Baldè che brucia la difesa e conclude con un diagonale mancino per l'immediato vantaggio della Reggio Ravagnese. Replica del San Luca al nono, discesa sulla sinistra di Seco che entra in area e calcia trovando la respinta da parte di Currà. Al quarto d'ora cross dalla sinistra di Crucitti, pennellata per De Leon che aggancia bene, calcia trovando solo l'esterno della rete. Un minuto più tardi apertura parabolica di Verducci per Ielo che controlla la sfera, salta a due avversari in surplus anche lui, carica il destro a giro, gran parata da parte di Martin che si salva con l'ausilio della trasversale. Al 19esimo scatenata la Reggio Ravagnese vola sulle ali sospinta dai propri esterni. Baldè per De Leon che entra in area di rigore e prova il diagonale che termina sul fondo a un soffio al 2-0. Al 21esimo Crucitti innesca Baldè che entra in area di rigore, anche lui carica il gran destro, termina abbondantemente alto. Al giro di boa la prima frazione però il retropassaggio di Zuccalà per Currà che rinvia addosso a Tiacanè, trova la rete del pareggio. Il San Luca ristabilita la parità del punteggio al comunale di Ardore, lo stesso Tiacanè in buca per Seco che va alla conclusione, si stampa sul palo, ha avuto anche l'occasione per passare in vantaggio il San Luca, si riorganizza la Reggio Ravagnese, Baldè per Ielo che calcia a giro, ancora una gran risposta da parte di Martin. 3 minuti più tardi uno scatenato Ielo dalla sinistra mette dentro per Baldè che ci prova per ben 2 volte trovando la respinta della difesa, poi Zuccalà ci prova dal limite dell'area di rigore a caricare il mancino, colpisce il secondo legno di giornata, il primo per la Reggio Ravagnese, tramonta così la prima frazione di gioco all'immediato vantaggio di Baldè. Ha risposto il San Luca grazie anche a un Arachieri della retroguardia, dentro intanto Puntoriere e De Marco per Verducci e Ielo. Passano 6 minuti e rientro in campo le due formazioni e Puntoriere mette dentro per De Luca che calcia trovando ancora un super Martin sulla sua strada, ancora una volta con l'ausilio della trasversale e il Festival dei Legni sin qui. Al 64esimo mette la freccia il San Luca con la punizione velenosa di Gavrila che non trova deviazioni in area di rigore e rimonta completata per il San Luca. Reggio Ravagnese che prova a riorganizzarsi, gran palla di Crucitti per De Marco che entra in area, viene steso da Martin, massima punizione accordata dal fischietto di Perugia. Dal dischetto si presenta Antonio Crucitti, spiazza Martin, ristabilisce la parità del punteggio. 3 minuti più tardi mette anche la freccia la Reggio Ravagnese, corner battuto conto per Puntoriere che mette dentro per De Leon, stacco imperioso, nuovo vantaggio Reggio Ravagnese. Partita senza soluzione di continuità al comunale di Ardore. San Luca che si riaffaccia in avanti con il lancio lungo per Baena che ha l'occasione per pareggiare ma manda alto sulla trasversale ai pali con il destro. Al 78esimo De Marco dalla sinistra mette dentro per De Leon che di fatto fallisce un rigore in movimento sparacchiando alto. All'81esimo cross dalla destra di Baldè non smanacciato bene da Martin, ringrazia allora Crucitti che deposita in rete il pallone del 4-2. Dentro intanto anche Centrella per Marcenò al minuto 85, dentro anche Laganà per Crucitti. Al 91esimo c'è spazio anche per la doppietta di Baldè che va in azione personale, respinge Martin, ancora Baldè che si ritrova lì il pallone quasi per caso, salta un avversario, poi in surplus un altro e con il mancino gonfia la rete. Seconda doppietta di giornata per il definitivo 5-2 della Reggio Ravagnese che porta a casa i 3 punti. Al termine di una partita dalle 1000 emozioni, un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.